Buonasera a tutti amici belli, e vai, grande Napoli, grande, e Giulietta, una zoccola, una zuccolona fatta rossa, Trilli Mertens, e poi, Tarantella Insigne finalmente assegnato, a Sabatì, e poi, se mai su tre pulpette, tre, anzi no, tre pulpette, fammi vedere, non tengo di uno a portare mano, ma non saccio che fa, e mo manca a farlo apposta, no? Siccome ho trovato lavoro, guardate un po' chi è che faccio fruttaiolo, e voglio di mula e banane, belle, grande Napoli, grande Napoli, e Giulietta è ancora una volta una zoccola, grande Mertens, grande Insigne che finalmente ha ritrovato il gol. Raga, ho notato una cosa, andai in radio e mi lamentai di Higuain, ma non che mi lamentai perché lo criticai, no, mi lamentai che non andava in gol e stava attraversando un periodo nero. La partita successiva segnò 2 gol. Mo, il video che ho fatto ultimamente, ho detto che Insigne stava attraversando un periodo nero e speravo tanto che andava in gol, a passare avanti mi ha detto a me, grande Napoli, mammaro Carmelo aiuto, tre pulpetto Verona, là, bello, tutto bello, i pulpetti che zuccoso, bella, fresca, la carne macinata, proprio bella, bella, poi lo è tutto attraversato pure il morto e Donatello, là, il morto che cammina così, grande Napoli, e di nuovo, grande tarantella, e grande Trilli Mertens, il campanellino ha suonato ancora, una potenza, pure a Verona, muti veronesi, ma sta muto, vi schifo troppo assai, ma stavolta non solo calcisticamente, Veroni, ma proprio a voi, perché voi siete razzista proprio nato. Perciò grande Napoli, che soddisfazione, una soddisfazione proprio bella. E che come la faccio con questi colori, com'è bello, ma voi che capite, tre pulpetti a casa, anzi a casa già ci sta, Rumanitici, tre pulpetti ci ha ammirato solo lui o Verona in casa, anzi questa è che era la terza potenza di difesa migliore nel campionato. O Napoli ci ha dato belli tre pulpetti, c'è da dire e lo voglio sottolineare sta cosa, che Napoli per me non ha giocato il 100%, perché a parte Pandua si è fumato un gol quando è una casa, però in Napoli per me sta partita a caso, tutte le occasioni mancate, per me un Napoli poteva vincere pure 5-0 stamattina, non mi ha fatto capire proprio niente, possesso palle esagerato, alla fine il Verona, i primi 20 minuti è stato bello, ma come appena poi è uscito fuori il Napoli, ecco vuol dire che fa, sempre forza Napoli, voglio un Napoli è bello. Ma la volta la faccia con questi colori, la faccia vostra, vero lì? È Giulietta una zoccola, questa è Giulietta una zuccolona. Ciao amici belli, è sempre forza Napoli, sempre comunque e dovunque, perché tutto resta a munnezzo, lo voglio bene, non voglio scordare, è forza Napoli, ciao belli.